Eccoci qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette. Benvenuto sindaco. Grazie, buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti, il sindaco era all'inizio, ha anche delineato un po' il programma, quindi io le chiedo subito il rodaggio come va? Tutto bene? Sì, siamo molto contenti, siamo grati perché la squadra, maggioranza è un'ottima squadra, abbiamo consolidato dei rapporti anche personali, di amicizia un po' con tutti, ci troviamo anche fuori dall'ambito comunale, anche se abbiamo poco tempo, perché siamo sempre in comune, e devo dire che anche nel Consiglio Comunale c'è un confronto sincero, aperto, ma si lavora nel rispetto reciproco, quindi ci sono le condizioni migliori per fare il nostro dovere al servizio della comunità. Bene, allora ho letto tempo fa una notizia interessante, questo Consiglio Comunale degli Anziani, perché tutti fanno il Consiglio Comunale per i giovani ed è giusto farlo, ma io penso che questa notizia, questa idea è giusto per mettere un po' l'attenzione sul mondo particolare, no? Che ha bisogno di un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione, quindi coinvolge un po' tutto, l'assistenza, la socialità, eccetera, eccetera. In Consiglio Comunale si è trattato a più riprese del tema che riguarda la terza età, perché abbiamo un aspetto, diciamo, contingente, urgente, che è quello di rinnovare la nostra casa di riposo, l'azienda speciale Umberto I, che attualmente ha 54 posti accreditati. La domanda è in crescita, un po' come ovunque, ma anche qui alla Tisana, e quindi abbiamo un progetto importante di ampliamento di questa struttura. C'era un'ipotesi di rifarla del tutto, ma più probabilmente verrà fatto un ampliamento. È stato istituito un tavolo tecnico che mette assieme alcuni componenti della maggioranza comunale, nella fattispecie è stato incaricato il consigliere Francesco Ambrosio, e dell'azienda speciale che ha incaricato il vicepresidente Francesco Zanin, assieme a un ingegnere. Stanno studiando in modo, con l'urgenza del caso, un ampliamento di questa struttura e anche un ammodernamento e un efficientamento per portarla almeno a 75 posti, più altri posti, diciamo un'ottantina di posti in tutto tra accreditati e non accreditati. Abbiamo una dotazione finanziaria adesso che arriva a circa 4.800.000 euro, e quindi abbiamo, diciamo, l'occasione per dare una risposta concreta all'aumento della richiesta in questo contesto. Ne stiamo discutendo e quindi credo che in tempi veramente rapidi, credo che i primi mesi del 2023 avremo un quadro definitivo per procedere con questo tipo di operazione. Bene, poi passiamo a un altro argomento che ha interessato un po' le cronache, questa variante sulle ferrovie, un'idea che il sindaco di Latisana, tu avevi in particolare, e quindi anche la tua giunta, la tua maggioranza, no? Come stanno andando le cose, come è il punto, ecco, facciamo il punto sul punto. Sì, si ricorderà che all'inizio della nostra consigliatura abbiamo ritenuto di determinare una delega apposta nell'ambito della giunta, quindi è stato incaricato un assessore apposta, che è l'assessore Sandro Vignotto, con la delega appunto alla variante ferroviaria. Questo perché ha una ricaduta importantissima sul territorio del nostro comune, con anche dei rischi collegati, e quindi abbiamo ritenuto quotidianamente di seguire questo percorso, questa grande opera. Allora si ricorderà che negli anni passati c'erano stati alcuni problemi dovuti alla carenza di informazione e di collaborazione, pertanto abbiamo ritenuto innanzitutto di stabilire un rapporto stabile con Rete Ferroviaria Italiana, con RFI, e anche con la Regione. Tant'è che con l'assessore Pizzimenti e appunto con alcuni ingegneri di RFI è stato di fatto creato una specie di tavolo che lavora in modo permanente, perché noi abbiamo avuto a più riprese anche i funzionari di RFI, anche recentemente, anche negli ultimi 10-15 giorni. Altri incontri sono in programma e faremo un consiglio comunale il 30 di agosto
per fare il punto della situazione, per condividere le informazioni su quanto stiamo facendo. Diciamo che si sta svolgendo un dialogo molto proficuo e fattivo con RFI. Crediamo di avere innanzitutto raggiunto il primo risultato, cioè la rassicurazione che l'intervento, qualora verrà fatto e quando verrà fatto, sarà fatto in accordo con l'amministrazione comunale e con la regione. Questo ci dà la consapevolezza di doverla seguire in tempo reale e soprattutto la tranquillità anche di non trovarci tra capo e collo una realtà che possa essere eccessivamente impattante come il nostro territorio comunale. Insomma, vi rassicura sul futuro, in sostanza. Ecco. Sì. Beh, sì, sul futuro. Poi c'è sempre il tema della sanità che interessa sempre la Tisana, a parte sulle polemiche, sui punti in asta e queste robe qui, ma comunque sia in generale, perché la Tisana è un punto di riferimento molto importante della Bassa, per cui è chiaro che i fari vengono puntati di volta in volta proprio su questo comune. Sì, allora il tema della sanità è fondamentale, essenziale, ha un impatto importantissimo anche sul bilancio della regione, essendo noi diciamo inseriti nel sistema sanitario regionale e quindi abbiamo opportunità ma anche responsabilità proprio di gestire la nostra sanità regionale in autonomia. Fatta questa premessa, la Tisana è sede di ospedale, presidio unico con Palmanova peraltro, storicamente ha dei reparti che sono delle eccellenze e che sostanzialmente vedono in aumento continuo la crescita della domanda. Noi abbiamo avuto da parte della Regione la possibilità di aprire un confronto molto serio rispetto al quale stiamo avendo una serie di, anche in questo caso, rassicurazioni, perché il recente piano attuativo, che è una cosa differente dal piano aziendale, ha previsto una serie di importantissimi investimenti nel nosocomio di Latisana, tale per cui obiettivamente si può affermare oggi che questo ospedale ha un futuro radioso, certo, radioso, e soprattutto può essere quello che è sempre stato, ma ancora di più, un elemento fondamentale nell'apparato sanitario regionale. Noi siamo nella parte, diciamo, a confine col Veneto e alle porte di Lignano Sabbiadoro. Questo ci fa capire che alcuni servizi anche interregionali sono richiesti e sono erogabili qui a Tisana. Abbiamo alcuni reparti tipo ortopedia che sono eccellenze nazionali, ma cardiologia, tutta una serie di altri reparti dove sostanzialmente alla Tisana si può e si ottiene un servizio di sanità sanitario di qualità. Va precisato che noi siamo consapevoli che il problema della sanità a livello nazionale si deve confrontare con la carenza di personale a tutti i livelli. Di medici in particolare. Infatti, personale infermieristico, personale medico, c'è un ripensamento a livello nazionale e regionale anche del reclutamento di tutte queste figure, perché oggi come oggi è complicato per vari motivi anche fare i concorsi. Quindi noi siamo, questa consapevolezza ci induce ad un confronto serio con la regione, cioè noi riteniamo che la regione stia facendo grandissimi sforzi. Il piano attuativo di cui dicevo prima ha individuato una casa di comunità e un ospedale di comunità alla Tisana finanziati col PNRR. Questo, dicevo, rappresenta con certezza che verranno fatti investimenti per cui questo ospedale avrà un incremento, un aumento di importanza e di strutture. Appunto certo, insomma, ecco, in sostanza. Certo, quindi da questo punto di vista siamo anche consapevoli che le difficoltà del personale richiedono un confronto collaborativo. Ecco, noi quello che non vogliamo fare è alimentare polemiche, fare scontri di territorio. Purtroppo ogni tanto, sempre più frequentemente, quotidiana, insomma, succede anche questo. Sì, capita di sentire qualche ragionamento, non qui da noi, di tipo propagandistico che viene fatto a livello locale in altri territori,
di questo noi ci dispiacciamo, però abbiamo la rassicurazione di un confronto con la Regione assolutamente serio, non, soprattutto basato sui dati oggettivi. Citavi prima il punto nascita. Il punto nascita di Latisana attualmente a livello regionale è l'unico con indici di crescita. Con indici di crescita. Quindi è attivo, diciamo così, molto attivo. È molto attivo, tra l'altro questo tipo di caratteristica che oltre ad essere di speranza per tutti, perché quando abbiamo della crescita nei reparti di maternità ti fa piacere, ma soprattutto è anche la prova che qui nell'ospedale di Latisana si può e si deve erogare questo tipo di servizio. Il pronto soccorso di Latisana, come di altri ospedali, soffre la carenza di personale. C'è un lavoro di grandissimo impegno che la Regione sta facendo per cercare di rafforzare, ma devo dire, se posso permettermi, non solo Latisana, anche negli altri plessi ospedalieri mi risulta che ci sia questo sforzo. Segnalo, e questo è noto, che essendo noi alle porte di Lignano Sabbiadoro, che ha 250.000 persone d'estate, ha un pronto soccorso che nella stragrande maggioranza dei casi poi dirotta le persone dopo un primo intervento presso l'ospedale o comunque il pronto soccorso di Latisana. Quindi anche lì abbiamo dei parametri di accesso che sono veramente importanti, e quindi su questi presupposti stiamo lavorando per rafforzare il nostro ospedale e abbiamo delle risposte concrete e crediamo di poter fare gioco di squadra con tutti. Ecco, ci teniamo a precisare questo. Ecco, senti Sindaco, in chiusura di chiacchierata che è stata molto interessante, ti ringrazio anche per la disponibilità. Un flash velocissimo. Andremo a votare a settembre, c'è questa incognita sull'astensionismo, no? Sulla disaffezione al voto. Ecco, tu cosa senti? Cosa hai, i tuoi sensori cosa dicono? Dunque, il dato politico è di particolare interesse anche a livello nostro regionale e anche locale. Credo che noi possiamo contraddistinguerci a livello nazionale, in regione e anche nella nostra zona qui, nella bassa occidentale e a Latisana in modo particolare, perché abbiamo il caso dell'attuale governo regionale e in alcuni altri comuni, diciamo, di un certo con un certo numero di popolazione, con una certa popolazione come Latisana, che è il quarto o quinto comune della provincia di Udine. Insomma, qui si dovrebbe, insomma, l'astensionismo potrebbe essere un po' debellato, secondo te? Potrebbe essere debellato, perché vedo che le persone si sono appassionate a quello che è il modello anche di governo che attualmente è in regione, perché la figura del presidente Fedriga è emersa a livello nazionale, soprattutto con la presidenza della conferenza delle regioni, e ha saputo poi consolidare un rapporto stabile che è stato apprezzato a livello nazionale e che ci ha reso tutti un po' orgogliosi. Questo insomma aiuta, bene, dobbiamo chiudere. Sì, perché io vedo anche quando viene il presidente giù da noi, vedo che c'è un ottimo riscontro della popolazione, c'è empatia, c'è simpatia. Adesso per le politiche c'è un novero di candidati, persone tutte ci sarà esperienza, e quindi credo che faremo anche degli eventi per presentarli qui, quindi credo che contribuiremo in qualche modo a informare e a fare in modo che la gente abbia voglia di andare a esprimere. Allora, chiusura, ho lavorato tantissimo, io ti ringrazio e alla prossima.